Sono le 8 del mattino, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Luca Ciliberti. Fra poco insieme a Luca leggeremo i quotidiani di oggi in edicola, prima quelli regionali, poi quelli nazionali, ma intanto diamo spazio alle notizie di cronaca. Andiamo nel Siracusano dove nella giornata di ieri è stato trovato il corpo di un uomo all'interno dell'autovettura, l'auto proprio della vittima si trovava in una zona sperduta quasi alla periferia nord di Siracusa al confine con Floridia. I carabinieri stanno indagando, non escludono alcune ipotesi e vediamo e sentiamo il servizio. A tutti i contorni di un giallo, la morte di un 38enne di origini napoletane. Il suo corpo è stato trovato in mattinata nelle campagne tra Siracusa Nord e Floridia. Era dentro la sua auto, nella traversa Muraglia Mele, una trazzera tra alberi di arance e olive. La famiglia non aveva più notizie di lui da sabato scorso. È stato un passante a chiamare i carabinieri. Brava persona veramente. Conviveva con mia nipote, lavorava in campagna dal suo terreno. Ma come dice la zia acquisita, il suo terreno non si trova in questa strada, quindi bisogna capire il perché sia arrivato fin qui. Al momento, comunque, pare che sul corpo non ci siano segni di violenza, ma sarà l'autopsia a chiarire ogni dubbio. Ha avuto un malore fatale oppure c'è dell'altro? Domanda a cui non si può ancora dare una risposta. Di certo adesso c'è il dolore dei familiari, che non riescono a darsi pace. Allora, un giallo che chiaramente nei prossimi telegiornali cercheremo di capire, assieme chiaramente anche alle indagini dei carabinieri. Adesso invece andiamo a Gela, dove è stato scoperto un sistema di gestione irregolare dei rifiuti nella discarica di Contrada Timpazzo, che è finita al centro di un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Arresti domiciliari per il manager di impianti SRR Giovanna Picone, per i tecnici Salvatore Parlatore e Giuseppe Bellavia e per i responsabili d'area della discarica di Timpazzo Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza. È il risultato dell'operazione dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Caltanissetta e del reparto territoriale di Gela, coordinata dalla DDA Nissena. Secondo l'ipotesi accusatoria, nella vasca E della discarica sarebbero stati scaricati e interrati ingenti quantitativi di rifiuti solidi urbani indifferenziati, senza i previsti cicli di trattamento. Le indagini, avviate nell'agosto del 2023, proseguite fino ad aprile 2025, hanno utilizzato intercettazioni, sistemi di videosorveglianza, pedinamenti e controlli sui flussi dei rifiuti. Gli investigatori contestano almeno 1.200 presunte operazioni irregolari per un quantitativo stimato tra le 10.000 e le 12.000 tonnellate di rifiuti movimentati e conferiti senza le procedure previste. Nel mirino anche la gestione dei rifiuti organici. Secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbero finiti in discarica senza il necessario trattamento di stabilizzazione, una circostanza che avrebbe favorito frequenti episodi di incendio. Il GIP del Tribunale di Caltanissetta ha disposto anche il sequestro preventivo della società Impianti SRR Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud, che gestisce il sito e il servizio rifiuti per diversi comuni dell'ambito. Nominato un commissario giudiziale per garantire la continuità del servizio, mentre l'inchiesta prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità. Allora, cerchiamo di leggere qualcosa dai giornali a proposito di questa inchiesta della Procura di Caltanissetta. Allora, prima pagina del quotidiano La Sicilia, l'articolo è in apertura: il vento scoperchia i rifiuti, venivano sotterrati e non trattati, e qui c'è la foto appunto della manager che si occupava di questa discarica, mala gestione alla discarica di Timpazzo, 5 arresti. Andiamola a vedere, a leggere diciamo più approfonditamente questa notizia anche sul quotidiano La Repubblica. La zarina dei rifiuti arrestata, chiudere la discarica proprio perché c'era il problema dell'interramento dei rifiuti, e chi glielo dice? Schifani. Ai domiciliari Giovanna Picone, altri 4 amministratori dell'impianto, immondizia non trattata e interrata. Nelle carte dell'inchiesta proprio lei emerge come punto di equilibrio del sistema attraversato da tensioni interne. L'ingegnere Parlatore, ex tecnico della discarica, nelle intercettazioni usa parole durissime, parlando della gestione della vasca, che avrebbe accusato Picone di aver prostituito la vasca a un presidente vigliacco che non ci ha neanche aiutati, frase interpretata dagli investigatori come un riferimento chiaro alla gestione di Schifani.
Bene, adesso invece parliamo di un'altra inchiesta, stavolta andiamo in provincia di Agrigento, siamo a Canicattì, acqua contaminata, pozzi abusivi, è scattato il sequestro di 16 autobotti, ci sono 22 persone indagate, l'acqua veniva distribuita non solo alle famiglie ma anche alle attività commerciali. Acqua contaminata distribuita a famiglie e attività commerciali. A Canicattì, nell'Agrigentino, scatta una vasta operazione di polizia e carabinieri contro un presunto sistema illegale di fornitura idrica. 22 le persone indagate dalla Procura di Agrigento. 16 autobotti e 2 pozzi abusivi sono stati sequestrati nel corso dell'operazione eseguita dalle forze dell'ordine. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Agrigento, ipotizza i reati di commercio di sostanze alimentari nocive e frode nell'esercizio del commercio. Le indagini sono partite dai controlli effettuati sul territorio tra marzo e aprile di quest'anno e hanno portato alla scoperta di una rete di distribuzione d'acqua priva delle necessarie autorizzazioni. Determinanti le analisi eseguite dall'ASP, l'azienda sanitaria provinciale, che hanno rilevato nelle cisterne delle autobotti la presenza di batteri e microorganismi potenzialmente pericolosi per la salute umana. Secondo gli investigatori, l'acqua veniva prelevata ogni giorno da 2 pozzi clandestini nel territorio di Canicattì, non censiti e senza le previste garanzie igienico-sanitarie. In seguito veniva trasportata e distribuita in abitazioni e in diverse attività artigianali e commerciali. L'inchiesta prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e ricostruire l'intera rete di distribuzione. Quindi non solo crisi idrica, ma anche c'è l'acqua contaminata. Non ci facciamo mancare niente. Allora, commercio abusivo di acqua infetta, qua siamo sulle pagine della Sicilia di Agrigento, all'interno appunto della provincia, sigilli a 2 pozzi e 16 autobotti, sono 22 gli indagati nel blitz coordinato dalla Procura di Caltanissetta. Insomma, quello che è emerso dalle indagini che sono stati effettuati i campionamenti e le analisi da parte dell'ASP, è emerso in più occasioni la presenza di batteri e microorganismi potenzialmente pregiudizievoli per la salute, circostanza questa che ha indotto appunto la Procura a disporre ulteriori accertamenti e poi a effettuare appunto i sequestri. I 2 pozzi sarebbero stati utilizzati quotidianamente per il prelievo dell'acqua, poi trasportata e distribuita attraverso autobotti e cisterne. Questo è l'altro aspetto della crisi idrica, in questo caso in provincia di Caltanissetta. Siamo sempre ad Agrigento, ci sono state delle perquisizioni, anche dei sequestri all'ufficio tecnico proprio del comune. La squadra mobile sta indagando su presunte irregolarità negli appalti pubblici. Blitz della squadra mobile di Agrigento all'ufficio tecnico di Palazzo dei Giganti. I poliziotti hanno perquisito gli uffici e sequestrato documenti nell'ambito di un'inchiesta della Procura su presunte irregolarità negli appalti pubblici. 15 gli indagati, 9 dei quali destinatari di perquisizione. Tra loro 2 funzionari comunali e imprenditori di Favara. Al centro dell'indagine la gara da 3.200.000 euro per la manutenzione della strada Mosella che collega le statali 640 e 115. Secondo l'accusa, un funzionario e un tecnico avrebbero alterato il computo metrico dei lavori, gonfiando le voci di spesa per oltre 400.000 euro e ipotizzando pagamenti per opere mai eseguite. Un altro tecnico, inoltre, avrebbe ritardato le lavorazioni per fare pressione sull'impresa e ottenere una consulenza esterna da oltre 100.000 euro. Il materiale sequestrato sarà ora analizzato per ricostruire i rapporti tra pubblica amministrazione e imprese coinvolte. Le indagini proseguono. E adesso invece voltiamo pagina perché ci occupiamo di calcio. Torniamo ad occuparci di calcio, soprattutto della questione riguardante la panchina del Catania. Nella serata di ieri notizie più anche confermate, che trovano dei riscontri, portano di nuovo ad un riavvicinamento di Fabio Caserta e il club del presidente Pelligra. Facciamo il punto in questo servizio.
Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra il Catania e Fabio Caserta. Le parti hanno ripreso i contatti dopo la rottura nella precedente trattativa e la successiva scelta di De Giorgio, su cui aveva ripiegato il club etneo, di avvicinarsi prima all'Empoli e poi alla Juve Stabia in Serie B. Questa volta sembra che ci sia la volontà reciproca di trovare l'accordo definitivo, senza alcun ripensamento, passi indietro. Il Catania e Fabio Caserta avevano discusso sulla base di un contratto biennale con eventuale opzione per il terzo anno. La società di Pelligra vuole blindare Caserta per il suo futuro, ma cautelarsi con un occhio rivolto al bilancio. La trattativa infatti era saltata sull'eventuale buonuscita in caso di risoluzione anticipata del contratto. Con Varrà si erano gettate le basi per un Catania ringiovanito ma sempre ambizioso per puntare alla promozione in Serie B. Dopo il ripensamento di De Giorgio, la società ha valutato i profili di Emanuele Troise, Giorgio Gorgone ed Emilio Longo, quest'ultimo rimasto in corsa quale alternativa a Fabio Caserta, che rimane la prima scelta, adesso più che mai. Vedremo che sviluppi nelle prossime ore ci saranno sulla telenovela, diciamo, della panchina del Catania, e immagino che anche stamattina sui giornali comunque ci siano indiscrezioni e altri particolari. Come no, certo, insomma, qui il calciomercato diventa avvincente sia per il Catania sia per il Palermo. Allora, sulla Sicilia troviamo un'intervista a Grella che insomma parla a tutto campo di come affrontare questo periodo di costruzione della squadra e quali sono gli obiettivi, fa un po' il punto della situazione e ovviamente promette grandi cose per il Catania. Catania è la nostra priorità. Sono qui per inseguire un sogno, abbiamo raccolto la società dalle macerie restituendole rispetto e reputazione. Stiamo lavorando senza sosta per dare il nuovo allenatore e una rosa che sia ancora più competitiva, quindi questa è la promessa di Grella, che però non scioglie il nodo del tecnico. Voglio un Catania agile, dice Longo è un ottimo profilo, ma stiamo valutando anche Gorgona, non fa riferimento in questo caso a Caserta. Andiamo avanti con lo sport, sempre lo sport perché vediamo anche il Palermo, rosanero, tutto sull'Uvumbo, Brunori per arrivare ad Azzi, quindi un doppio filone con il Monza. Il Mallorca vorrebbe tenere l'angolano, ma il Palermo appronta una super offerta per il rinnovo di Joronen, manca solo l'ufficialità, quindi anche il Palermo si muove sul mercato. Andiamo a vedere invece le notizie del giorno, le prime pagine. Partiamo dal giornale Sicilia, assalto alla nuova manovra, l'apertura è dedicata alla politica, le richieste di spesa valgono il doppio del budget, vertice di maggioranza per capire come fare quadrare i conti. Si riaccende lo scontro poi tra Lega e Movimento per le Autonomie all'interno del centrodestra. La cronaca, la rabbia dei ciclisti, qui torniamo sull'incidente che è avvenuto a Pioppo, siamo in balia delle auto, la donna travolta e uccisa a Pioppo, la salma sarà riportata in Romania. E poi ieri Roberto Bolle, il ballerino star internazionale, ha incontrato i giovani a Palermo, puoi farcela solo se ci credi, la raccomandazione ai giovani di Palermo, il racconto di sacrificio affascina i ragazzi dei quartieri Sperone e Zen. Questa è la prima pagina del giornale Sicilia. Andiamo a vedere la Gazzetta del Sud. Ieri varata la nuova giunta del sindaco Basile, il secondo mandato, nel segno della continuità, confermati gli assessori Calafiori, Carreri, Caruso, Caminiti, Cannata e Finocchiaro. Tra le novità la presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli, indicata come vice sindaca. Quindi questi sono il racconto della politica messinese. Poi assegnati nuovi alloggi sempre a Messina, assegnati da presidente Schifani, le case che sono stati assegnate agli ex occupanti delle baracche. Le istituzioni, dice il governatore, sono vicine ai cittadini. E poi ancora si ritorna sul caso della donna caduta e morta al Policlinico, 2 persone nel registro degli indagati, è stata eseguita l'autopsia
sulla donna che si stava recando a trovare un conoscente nei reparti. L'inchiesta è stata avviata dalla procura. Appunto, la donna aveva 68 anni ed era di Sant'Agata di Militello, scivolata dalle scale. Si ritorna a parlare di ECOM, il capolavoro di Antonello da Messina, che farà tappa anche a Reggio Calabria. Il vicepresidente della Camera vuole in mostra permanente questa opera in Sicilia. Sarà ponte culturale tra le due città dello Stretto, dice invece il Ministro per la Cultura, il Ministro Giuli. Vediamo ancora le prime pagine dal quotidiano di Sicilia, la remigrazione che non torna, i numeri smentiscono l'emergenza, stretta l'Unione Europea, ma gli sbarchi del 2026 sono calati del 50%, quindi un'apertura, diciamo, dedicata al fenomeno migratorio. Andiamo a vedere ancora la prima pagina della Repubblica di Palermo, che si occupa del trasporto ferroviario. I tagli arrivano in carrozza, ogni giorno 600 posti in meno. Trenitalia cambia i convogli, ma con i nuovi Intercity si riduce l'offerta per i viaggiatori. Il rischio che i biglietti vadano esauriti nell'estate su cui incombe il caro carburante. Diciamo un riflettore appunto sul trasporto ferroviario. Anche su Fontana Rossa, nuove liti a destra, Fontana Rossa è a 18, quindi ancora i trasporti al centro del racconto della prima pagina di oggi del quotidiano La Repubblica. La tempesta fra i partiti della maggioranza che sostiene Schifani non accenna a placarsi e diventa un ring anche il settore delle infrastrutture e trasporto. Così finisce nel mirino della Lega la privatizzazione della SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, un clima di ripicche e veleni che coinvolge il CAS. Abbiamo visto lo scandalo della discarica di Gela, 5 arresti tra gli amministratori e c'è pure la consulente di Schifani che abbiamo visto, la manager Picone. E poi la questione dell'italo-belga che ritorna prepotentemente nel racconto dei quotidiani, perché diciamo, dopo il fine settimana la spiaggia si è ritrovata sporca, quindi non essendo diciamo, gestita come era stata gestita in precedenza, arrivano le prime critiche, quindi emergenza pulizia, l'italo-belga ha pochi addetti a Mondello. Vediamo in pagina proprio questa notizia, perché insomma queste sono le foto che raccontano meglio di tante parole quello che si ritrova sulla spiaggia di Mondello. L'italo-belga finisce nel mirino perché non ha il personale sufficiente per rimuovere i rifiuti. È pronto un accordo da 30.000 euro con la RAP, che è l'azienda municipalizzata che si occupa appunto della raccolta rifiuti, per fare insomma quadrare i conti su questa spiaggia. E poi sulla costa sud nuova rete fognaria, così l'acqua tornerà balneabile. Siamo sempre nel racconto della città di Palermo. Restiamo sul quotidiano La Repubblica perché facciamo vedere anche la storia che riguarda i trasporti, lite sui trasporti perché infiamma il centrodestra. Che cosa è successo? Diciamo, ci si concentra adesso sulla privatizzazione della SAC, la società appunto che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. La polemica diventa politica, però nel frattempo c'è l'avviso a manifestare l'interesse che è stato prorogato fino al 15 giugno, che ha visto la risposta di 14 operatori internazionali, che però non ha convinto molte forze politiche. Diciamo, sull'affare privatizzazione, dice la Lega, occorre accendere i riflettori per comprendere quanto la politica e alcuni ambienti della stessa influiscono su una procedura che rischia di penalizzare la parte pubblica a fronte di una valutazione della società SAC che appare condizionata e frettolosa, una scelta solitaria del socio di maggioranza, cioè la Camera di Commercio Sud-Est, che da oltre 3 anni guida con un commissario straordinario. Quindi questa è tutta la polemica politica che infiamma in questo momento la privatizzazione milionaria dell'aeroporto di Catania. Andiamo a vedere anche la Sicilia nella prima pagina. L'apertura è diciamo, sulle notizie che arrivano dalla cronaca nazionale e internazionale, paure, dazi e dossier strategici, Meloni sceglie la via della cautela. Abbiamo visto a centropagina la questione che riguarda la discarica di Gela, però ci sono un paio di notizie che riguardano appunto la Sicilia. Ieri compleanno di Confindustria, celebrato a Catania, di Confindustria Catania, celebrato in città con Urso, con il ministro Urso e il presidente della regione Schifani. Catania traino della Sicilia che innova.
ma la sfida energetica è questa, l'Hydrogen Valley con una base a Priolo, con 10,4 milioni di fondi del PNRR, quindi insomma un nuovo impianto avveniristico che produrrà idrogeno rinnovabile. Su Priolo però noi torniamo perché, questa è la prima pagina della Sicilia di Siracusa, perché ieri c'è stata la manifestazione di protesta guidata dalle mamme per diciamo, gli odori nauseabondi provenienti dal petrolchimico. Quindi Priolo, una città col fiato sospeso, questa è la prima pagina della Sicilia di Siracusa, una protesta guidata dalle mamme di una comunità esasperata, non restiamo in silenzio, quindi insomma chiedono ovviamente diciamo, chiarimenti agli organi preposti. E poi tassi di soggiorno per potenziare i controlli e stanare gli evasori, questo è diciamo, il riferimento al turismo a Siracusa, che sembra non essere gestito nel modo migliore, quindi restiamo ancora nella pagina di Siracusa. Andiamo a vedere invece la prima pagina di Catania. Confindustria compie un secolo, come abbiamo già letto in prima pagina, una storia che riguarda il futuro, abbiamo visto chi c'era presente. La Presidente di Confindustria Catania nella sua relazione dice che a Catania sono stati investiti già 4 miliardi in diciamo, innovazione nelle aziende. Poi andiamo a vedere molte notizie dalla provincia, ma partiamo anche da questa notizia che riguarda il centro storico: multe, sequestri e denunce, giro di vite contro chioschi, bar, market, ristoranti, ambulanti non in regola e i furbetti della strada. Quindi insomma questo è un controllo effettuato dalla polizia in centro città. Dicevo, molte notizie dalla provincia, la politica da Cicatena in fiamma, insomma ancora il centrodestra, e poi diciamo, due notizie che arrivano da Belpasso con diciamo, la protesta per gli alloggi popolari che stanno cadendo a pezzi, e una strada fantasma a Mascali, insomma, che viene raccontata in questa prima pagina del giornale La Sicilia. A te, Angelo. Sì, grazie Luca. Adesso, come ogni mattina a quest'ora, vediamo anche la situazione della viabilità. Le telecamere sono quelle del Tondo Gioieni, telecamere dall'alto, che ci mostrano comunque un traffico che non è diciamo, difficile stamattina, almeno per la città di Catania. A quest'ora si viaggia con una certa regolarità, ma questo è il Tondo Gioieni. Adesso andiamo a vedere via Vincenzo Giuffrida. Qui la situazione è ancora più tranquilla, ancora più serena, non ci sono particolari ingorghi, e vediamo se possiamo farvi vedere invece qual è la situazione sulla parte bassa della circonvallazione, via Lodorico da Pordenone. Anche qui non c'è grande traffico, non ci sono rallentamenti significativi. Dal traffico siamo adesso alle immagini dell'Etna che ci mostrano il cielo che sgombro di nuvole. Certo, c'è qualcosina nella parte sommitale, ma è naturale, come sempre accompagnata anche da emissione diciamo, emissione gassosa, la fumata costante dall'Etna. Le immagini che ci restituiscono anche il vulcano da Taormina sono davvero molto, molto belle. Ci fermiamo per qualche momento e poi torneremo a leggere i quotidiani, stavolta quelli nazionali, i fatti chiaramente che arrivano non solo dall'Italia ma anche dall'estero, il conflitto o comunque il tentativo di fare un accordo definitivo tra Stati Uniti e Iran, ma anche le nuove tensioni con il presidente Trump e l'Italia. Insomma, c'è tanto, ci racconterà tutto Luca Ciliberti. Di nuovo insieme per leggere i quotidiani nazionali. Luca. Sì, cominciamo a sfogliare i quotidiani nazionali. Oggi diciamo, il racconto fortemente incentrato sulla nuova crisi in Inghilterra, in Gran Bretagna, con il premier che si dimette, Starmer, quindi la Brexit che continua a mietere danni e vittime in politica, poi ovviamente gli accordi ancora in salita in Medio Oriente, e anche nel racconto dei quotidiani l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, che dovrebbe essere il primo passo per risollevare il calcio nel nostro paese dopo le disfatte 3 consecutive mondiali, quindi con la qualificazione neanche portata a casa. Allora, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Londra, l'addio di Starmer, terremoto politico a 10 anni dalla Brexit, la marcia dell'ex sindaco di Manchester verso il governo.
quindi qui stiamo parlando, diciamo, della sinistra. Il Premier lascia in lacrime, Barnum si candida alla guida del Labour, ora stabilità, quindi insomma non c'è pace per la politica della Gran Bretagna, del Regno Unito. Ancora nucleare, Teheran accetta le ispezioni, sanzione degli Stati Uniti sospese, quindi potrebbe essere il primo passo, diciamo, per una pacifica negoziazione della fine del conflitto in Medio Oriente. A centropagina però troviamo una notizia che riporta, diciamo, agli onori della cronaca, Alex Schwarzer, famoso marciatore olimpico, insomma, sospeso per doping. Arriva un terzo caso di doping, quindi ancora una volta diciamo, al centro diciamo, delle polemiche l'atleta che viene nuovamente sospeso, dice che in questo caso non si difenderà. Per la cronaca sono state ritrovate le sorelline che erano sparite in Abruzzo, erano segregate a casa di una zia, quindi vedete qua il pezzo che racconta oggi nell'attacco quello che insomma stavano vivevano segregate, appunto sono state arrestate la madre, il compagno di lei, il nonno materno delle ragazzine. Siamo diventati un caso di amore genitoriale malato, ha detto il magistrato che indaga sul caso, quindi insomma la madre che voleva tenere in qualche modo per forza a sé queste bambine, sottraendole poi agli altri affetti. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo a vedere la Repubblica. La caduta di Starmer, il premier inglese si dimette dalla guida dell'esecutivo dei Labour, me l'ha chiesto il partito, pronto alla successione Barnum, ex sindaco di Manchester, Farage che è, diciamo, il fautore della Brexit, invoca il voto anticipato, quindi esponenti di estrema destra. E ancora al centro pagina, dall'Iran sì al ritorno degli ispettori nucleari. E poi c'è un'altra notizia, insomma, che sta facendo discutere e riflettere un po' tutta Europa. L'Europa stretta nella morsa del caldo, ci sono state addirittura alcune vittime in Francia, in Germania, quindi insomma un caldo anomalo che sta investendo tutta l'Europa, diciamo che non è abituata a queste temperature, a differenza magari di noi siciliani. Poi Malagò eletto presidente della FIGC, ora il nuovo CT, tutto ovviamente, diciamo tutto il commento si sposta proprio sulla scelta del nuovo commissario tecnico e quindi vedremo quale sarà. Andiamo sulla Stampa. Maledizione Brexit, si dimette anche Starmer, la notizia che abbiamo già letto anche su altri quotidiani. Poi in apertura del quotidiano La Stampa, la crisi in Medio Oriente, Stati Uniti-Iran, il patto del petrolio, Trump sospende per 2 mesi le sanzioni a Teheran, gli Ayatollah invece aprono gli ispettori per il nucleare. Tra le tante notizie, insomma, di spalla troviamo tutta la politica, insomma, con la legge elettorale, diciamo, le nuove alleanze per dare vita al campo largo. A centropagina troviamo il messia del pallone. Si stanno giocando, ovviamente, seppur non ci vedono protagonisti mondiali di calcio. Leo Messi continua a segnare e batte il record di gol realizzati al mondiale, 18 gol, nessuno come lui. Ieri ha giocato appunto l'Argentina. Ancora andiamo a vedere altri quotidiani. Avvenire che diciamo, apre con l'appello del Papa, diciamo, sul programma alimentare mondiale. Si nutrono più le guerre delle persone, quindi più armi che cibo, sono le parole del pontefice. Intanto le incognite sui fondi e le fabbriche rallentano la corsa alla difesa. Ancora qui troviamo Starmer, quindi la crisi del governo nel Regno Unito. Dalla Colombia invece, qui lo mette in prima pagina, le elezioni esprimono un nuovo leader di destra, quindi la comunista Colombia passa alla destra. A Bogotà vince Sprieglia, che è soprannominato il Tigre, quindi a Bogotà vittoria e scontri per il candidato di Donald Trump. Andiamo a vedere un po' di quotidiani economici. Il Sole 24 Ore. La tassa sui pacchi era quella di cui si è parlato per molti mesi all'inizio dell'anno. C'è una sovratassa per i pacchi che arrivano dall'extra UE. La tassa sui pacchi slitta a ottobre, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che accoglie le richieste delle imprese. A luglio scatta solo un dazio dell'Unione Europea da 3 euro, quindi, insomma, il commercio resta per ora diciamo, invariato.
Poi ritroviamo ancora notizie che riguardano le scalate bancarie, Unicredit, non vendiamo la quota al 12,7%, e poi le notizie che abbiamo visto, insomma, sul nucleare, l'Iran che apre alle ispezioni. Questo è il Sole 24 Ore, lo vediamo nella prima pagina. Vediamo ancora un po' di quotidiani, diciamo, di natura, di matrice politica. Andiamo a vedere il Giornale. Effetto Trump, sale la fiducia a Meloni, quindi si ritorna a parlare dopo lo scontro diciamo, dialettico e anche social tra il Presidente degli Stati Uniti e la Premier Meloni. L'apprezzamento degli italiani per la Premier aumenta di 2 punti, però diciamo, Trump insiste, dice ce l'ha con l'Italia, vi siete comportato male, in riferimento appunto al non appoggio, diciamo, delle basi nel conflitto in Medio Oriente. Anche qui troviamo in taglio alto la questione che riguarda il Medio Oriente, si arrende anche Starmer, l'eurosinistra è a pezzi. E qui vediamo ancora anche sul Giornale la scelta di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio. Insomma, c'è molta attesa, molta speranza per diciamo, la nuova guida della Federcalcio, il nuovo corso della Federcalcio. Vediamo ancora Libero, Landini, via i ricchi, le ricette dei compagni, il leader della CGIL rilancia la patrimoniale, attacca, rischiamo una fuga di capitali, vadano un po' dove vogliono, un autogol, e Bannacci dice agli italiani che devono tornare a raccogliere i pomodori, quindi insomma ancora controverse le frasi del leader di Futuro Nazionale, il generale Vannacci. Spot pro palla dell'azienda pro Israele, Raffaele Giuliani è arruolato dalla Lavazza, marchio che il suo mondo boicotta, e qui insomma la polemica continua sui diciamo, sostenitori delle questioni pro Palestina. Questo è il quotidiano Libero, nei titoli principali: la caduta di sinistra, delle SS di sinistra, si spengono i fari dei nostri progressisti, Starmer si dimette, Sanchez assediato, dopo la moglie a processo, il braccio destro condannato a 24 anni per corruzione, il fallimento dei socialisti, che però l'Unione Europea si ostina a non vedere, le politiche che ci impone sono sempre le loro, dal Green Deal ai migranti, la sponda dell'Unione degli Stati Uniti serve, Fidanza in missione per ricucire dopo le trampate. Fidanza è il capodelegazione al Parlamento europeo, diciamo in questo caso inviato, come spiega La Verità, per ricucire dopo le questioni che hanno riguardato Giorgia Meloni e Donald Trump. Mamma arrestata, anche qui a centropagina viene messo il caso delle sorelline ritrovate in Abruzzo. Mamma arrestata, vuole vedere le figlie, ritrovate le 2 ragazzine fuggite dalla casa famiglia, ma il finale è amarissimo, loro tornano in comunità e la madre con la quale volevano stare va in cella con il nonno. Il PM parla di amore malato, davvero un caso molto particolare questo dell'Abruzzo, di Civitella Alfadena. Poi andiamo a vedere un po' di quotidiani invece di sinistra. Il Manifesto, British Museum, con la foto di Starmer, diciamo che ormai è un pezzo da museo, il premier britannico lascia la guida del Labour, in lacrime a Downing Street, rivendica le politiche che in 2 soli anni hanno bruciato la sua leadership e quella dello stesso partito. Liberista e conservatore, ha messo sotto attacco la libertà di parola in nome della lotta all'antisemitismo. Quindi questo è il quotidiano Il Manifesto. Chiudiamo con l'Unità, la strategia di Donald, quindi riferimento al Presidente degli Stati Uniti, colpire il più debole per intimidire l'Europa, Meloni usata come monito prima del vertice della NATO, quindi insomma una lettura, diciamo una seconda lettura allo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. A te Angelo. Grazie Luca, adesso invece ci fermiamo, breve sosta e poi i primi ospiti della nostra mattinata a Buongiorno Sicilia. Eccoci, siamo di nuovo insieme, stavolta per ospitare, per dare il benvenuto ad Angelica Messina, buongiorno, sì, buongiorno, e a Marco Pisano. Stiamo parlando di un nuovo centro per adolescenti e non solo, che è nato a Montepo, quartiere diciamo di Catania.
Angelica Messina è operatrice proprio del centro multifunzionale, mentre Marco Pisano è operatore delle attività Get Up. Adesso ci facciamo spiegare che cosa significano tutti questi, diciamo, questi termini. Centro multifunzionale magari è più facile da comprendere, l'operatore, l'attività di Get Up ce lo spiega meglio. Però vorrei cominciare con Angelica Messina perché questo nuovo centro, questa nuova struttura multifunzionale che è stata inaugurata a Montepo, opera sul territorio di Catania, ma raccoglie anche diciamo, le esigenze, le necessità di altri due centri, di Mister Bianco e di Motta Sant'Anastasia. Sì, esatto. L'amministrazione ha stabilito che il centro di aggregazione potesse nascere nel quartiere di Montepo, un po' anche per riqualificarlo, dare un po' anche vita a questo quartiere, però l'obiettivo è quello di accogliere non soltanto i ragazzini del quartiere ma di tutto il comune di Catania, di Mister Bianco e di Motta Sant'Anastasia, che possono afferire serenamente appunto al centro. Allora, l'attività del centro è un'attività che, come sottolineava prima Angelica Messina, è quella di accogliere i ragazzi, ma non accogliere soltanto i ragazzi. Ci arriviamo fra non molto a questa seconda parte. È un modo per testimoniare la presenza sul territorio non solo delle associazioni, ma anche dell'ente, il comune in questo caso, di quelli che sono poi i servizi che vengono messi a disposizione delle persone e dei più giovani. Assolutamente sì, io volevo ricordare che il progetto che si chiama Destinazione con un TIN per dire sì, che insomma esatto, siamo in una fascia di età particolare. Perché è dedicato principalmente agli adolescenti, infatti è Destinazione Comunità Adolescenti, ma non solo, come diceva prima, è un progetto che non esiste soltanto qui a Catania. In questo momento il Ministero del Lavoro ha istituito più di 90 centri in tutta Italia, quindi è un progetto dal respiro nazionale veramente importante. Con l'aiuto e il supporto tecnico dell'Istituto degli Innocenti a Firenze, tutti questi comuni, e noi compresi qui a Catania, stiamo cercando di implementare un'idea nuova di centro giovanile, che non è soltanto un centro dedicato ai ragazzi, ma a tutte le famiglie e a tutto il territorio, perché per esempio le attività Get Up di cui accennavamo prima sono attività fatte per le comunità scolastiche e le comunità territoriali. Get Up ha una storia lunga a Catania. Devo dire che l'amministrazione si era già innamorata di Get Up molti anni fa. Si tratta di che cosa? Di valorizzare il protagonismo giovanile. Si va nelle scuole, si va nei centri anche informali, nelle parrocchie e si dice ai ragazzi: voi cosa volete fare? Cosa volete fare per la vostra scuola, per il vostro quartiere? E si lascia che i ragazzi pensino, sperimentino, anche sbagliando, le loro idee con un budget reale. Stiamo vedendo fra le altre cose le foto della struttura. Questo è il centro, questo è il centro. È un bel centro che si propone, come sottolineava prima Marco Pisano, di coinvolgere i ragazzi in attività che non sono che abbracciano tantissime, insomma io vedo le attività previste sono non solo laboratori di musica ma anche una radio web, esatto. Il teatro, la danza, la grafica, quindi è a 360 gradi, c'è un'apertura per magari cercare di capire quali possono essere gli interessi più profondi poi dei più giovani, perché sono ragazzi adolescenti o preadolescenti, diciamo, che frequenteranno e che frequentano già il centro. Esatto, tant'è vero che appunto attraverso Get Up ma anche l'educativa di strada noi siamo riusciti un po' a raccogliere quelli che erano i desideri dei ragazzi. Quanti sono i ragazzi in questo momento che sono con voi? Possiamo dare un numero? Esiste, diciamo, tra Get Up e educativa di strada? In questo momento un centinaio. Un centinaio, beh, cioè, un bel numero. Sì, 100 ragazzi che si impegnano, 100 giovanissimi che si impegnano, significa che c'è voglia di partecipare. Molto.
Sì, assolutamente. E le attività appunto sono tantissime, ci sono state richieste da loro. La Radio Web per esempio è un laboratorio che noi abbiamo già sperimentato e che decidiamo di portare anche a Montepo, e l'obiettivo è quello di creare dei podcast e dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi su argomenti che conoscono, ma anche su argomenti su cui hanno proprio bisogno di dire la loro. E prima dicevo, ma ci sono anche attività sportive, Sì. cioè non sono soltanto attività, diciamo, che impegnano da un punto di vista dell'intelletto, della attività sportiva, insomma, per i ragazzi è importante. Ma quelle sono fondamentali perché sono il primo gancio anche con i ragazzi. Poi fra l'altro noi abbiamo la fortuna di avere a disposizione questi locali dell'amministrazione comunale, che sono dei locali veramente molto spaziosi, con uno spazio esterno enorme. Infatti Quindi possono praticare basket, calcio, pallavolo, la qualsiasi. Dobbiamo soltanto, come diceva Angelica, ascoltare i ragazzi e capire insieme a loro quante e quali cose vorremmo fare. È uno sforzo dell'amministrazione, e volevo veramente ringraziare l'assessora Serena Spoto dell'assessorato alle politiche sociali, alla famiglia, la direttrice Lucia Leonardi e anche Roberta Castorina, che poi è la coordinatrice strategica, che ogni giorno da mesi e mesi e mesi ci sta accanto per organizzare questa cosa enorme, perché lo sforzo è stato davvero enorme e l'idea in qualche modo è anche rivoluzionaria, perché non siamo soltanto noi della cooperativa Prospettiva a metterla in atto, ma ci sono 8 cooperative che lavorano a braccetto, e significa veramente a braccetto nel senso operativo. Noi lavoriamo con i colleghi delle altre cooperative, e quindi lo sforzo è quello di creare c'è una sinergia, diciamo, che funziona. Che funziona e non è scontato. E non è scontato. Volevo chiedere, a proposito delle attività, a che ora si inizia, a che ora si finisce? Ci sono degli orari, c'è una pausa, oppure siete sempre aperti, siete sempre disponibili? Allora, siamo aperti in questo momento durante il periodo estivo, ci alterniamo un po' tra mattina e pomeriggi. Per esempio, durante i pomeriggi siamo aperti dalle 15 fino alle 19:30, mentre invece le mattine dalle 8:30 fino alle 13. Quindi insomma, quasi, non dico un'attività quasi scolastica, no? Che sostituisce quello che è l'orario scolastico, ma siamo lì, quindi c'è la possibilità per i genitori, attenzione, arriva adesso ai genitori, di avere un punto di riferimento per i loro figli. Questa struttura nasce anche con l'obiettivo di accogliere i genitori per sostenerli, per aiutarli, per confrontarsi, immagino, anche con quello che si può dare ai ragazzi e quello che si può avere dai ragazzi, attenzione. All'interno del centro ci saranno degli sportelli di supporto e ascolto sia per i minori ma anche per le figure genitoriali. Questo è fondamentale, perché sappiamo dalla nostra esperienza che comunque lavorare con tutto il nucleo familiare, supportare anche i giovani genitori nella gestione delle problematiche che con gli adolescenti, perché ricordiamo che il centro è aperto per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, ma non soltanto, perché poi per i ragazzi, i neo maggiorenni dai 18 ai 21 abbiamo tutta una serie di attività di formazione e inserimento lavorativo, e quindi la famiglia in generale rientra ed è al centro dell'attenzione di questa progettualità. Avete accennato prima al fatto che è un presidio sul territorio, è un presidio per testimoniare la presenza delle istituzioni e non solo delle istituzioni. Tutto questo è stato possibile grazie, abbiamo detto, al Comune di Catania, ma grazie anche a una serie di altri enti e altre istituzioni che hanno fornito le risorse anche necessarie per poter realizzare questo progetto, prima fra tutte anche l'Unione Europea. Assolutamente sì, come dicevo prima è un progetto veramente importante su tutto il territorio nazionale. Il Ministero del Lavoro sta investendo un budget veramente considerevole, sono fondi europei,
in qualche modo si sta cercando di implementare un modello integrato che guardi appunto ai giovani e anche alle famiglie, e che riesca in territori completamente diversi, da Catania fino a Trieste, come dire, a dare il supporto necessario, quindi declinando territorio per territorio un modello integrato. Prima di salutarci vorrei parlare di questa attività che fate sulla strada. Ci sono 4 vostri operatori, 4 vostri collaboratori che intercettano i ragazzi, diciamo, lungo le vie. E come funziona? Come si svolge? Esatto, Perché allora, prima avete parlato, insomma, a scuola, c'è stato questo contatto a scuola, ma sulla strada? gli educatori di strada sono stati una base fondamentale anche per la nascita del centro di aggregazione, perché agganciando i ragazzi all'interno proprio del loro contesto di vita quotidiano sono riusciti in qualche modo anche poi a portarli all'interno del centro, e loro sulla strada portano quelle che sono poi le attività anche che noi in qualche modo svolgiamo al centro di aggregazione, quindi per esempio la musica, ma anche per esempio i laboratori sportivi. Per esempio a Montepo i colleghi sono appoggiati a questo campetto molto bello che si trova nel quartiere, e lì sono riusciti ad agganciare molti degli utenti che poi adesso afferiscono al centro di aggregazione, ma anche per esempio con attività come la giocoleria. Ma immagino che per fare questo tipo di lavoro serve anche una certa preparazione. Serve una certa preparazione e una buona dose di flessibilità. L'imprevisto in strada è la cosa principale, quindi i colleghi veramente con la loro professionalità e anche con la loro genuinità, perché incontrare i ragazzi per strada è molto diverso da avere un contesto alle spalle. Tu sei alla pari. Protetto, si lavora in un certo modo, per strada sei completamente alla pari con questi ragazzi, e quindi devi sforzarti di parlare la loro lingua e di conquistare la loro fiducia. Allora, vi posso chiedere, il progetto ha avuto un inizio, ha una fine, oppure va avanti senza sosta? Il progetto dura 3 anni, è cominciato a metà dell'anno scorso con le attività di Get Up e dell'educativa di strada. Ora abbiamo finalmente aperto il centro multifunzionale, quindi per i prossimi 3 anni sarà sicuramente in funzione, e poi speriamo che possa essere che rinnovata rimarrà questa, diciamo, attività fondamentale per i giovani di Montepo, ma anche di Mister Bianco e di Motta Sant'Anastasia. Grazie ad Angelica Messina, che è l'operatrice del centro multifunzionale di Montepo, grazie anche a Marco Pisano, che è operatore dell'attività di Get Up. Ci dobbiamo fermare, ma per pochissimo, perché fra poco parleremo d'altro, perché a Buongiorno Sicilia, sapete, facciamo questi salti che ci portano a parlare del sociale, ma parleremo anche di musica, che di sociale in qualche modo ha tanto, perché i temi spesso nella musica sono di carattere sociale. Fra pochissimo a Buongiorno Sicilia. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì nel complesso stabile ed assolato inizialmente sul nostro territorio, ma nel corso del pomeriggio poi segnaliamo isolati temporali di calore sulle zone montuose. Diamo uno sguardo in Sicilia, dunque l'anticiclone africano dominerà la scena meteorologica. Inizialmente tempo stabile con clima asciutto, poi come dicevo segnaliamo isolati temporali di calore nelle aree interne della Sicilia, ma in esaurimento con il passare delle ore. Le temperature massime in generale saranno comprese fra i 30 e i 34 gradi. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, stesso scenario meteorologico, inizialmente cieli sereni e tersi, poi nel corso del pomeriggio annuvolamenti più compatti interesseranno l'entroterra con possibili fenomeni localmente anche di forte intensità. Le temperature massime non subiranno variazioni significative. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo. E allora vi do un aggiornamento prima di presentarvi il prossimo ospite in studio. I carabinieri della compagnia di Milazzo, siamo in provincia di Messina, hanno eseguito una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del sindaco di Spadafora
e di 2 fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei Barcellonesi. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Messina. L'inchiesta relativa alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno del 2024 ed ipotizza i reati di scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Particolari nei nostri prossimi telegiornali nel corso della giornata. Adesso invece, come anticipato, voltiamo pagina, siamo alla musica. Do il benvenuto, il ben trovato, ben arrivato in studio con noi a Giuseppe Cucè. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Grazie per essere con noi a Buongiorno a voi Sicilia. Allora, Giuseppe Cucè è catanese, la passione per la musica nasce un po' di tempo fa, insomma intorno agli anni 2000, all'inizio degli anni 2000. O poco prima? Come musicalmente o anagraficamente? No, io dico che sei arrivato nel 72 da noi, su questa terra, e poi però l'attività artistica... Artistica sì, i primi del 2000. Prima del 2000, ecco, quindi no, le informazioni, devo dire, sono state diciamo corrette Okay. da questo punto di vista. Perché parliamo stamattina con Giuseppe Cucè? Perché c'è in arrivo un nuovo pezzo, un nuovo singolo, arriva il 3 luglio, quindi fra al 23 di 10 giorni grosso modo, sì. siamo lì, 10 giorni, c'è questo singolo, si intitola Estasi e Veleno. È un singolo che avrà associato anche una videoclip, perché ormai insomma non si può fare a meno, però è un singolo particolare rispetto, credo, a quelle che sono state le precedenti esperienze, o no? In realtà è una continuazione, se vogliamo, di questo flusso. Io amo sempre, come dire, addentrarmi dentro sempre comunque... C'è un'analisi introspettiva, sì, sicuramente. Analisi no? Sicuramente. Se vogliamo, mi sono posto troppe domande, tante domande. Più che chiedere delle spiegazioni è meglio porsi delle domande. E con questa canzone, che poi in realtà la musica per me è poi una terapia fondamentalmente, quindi riesco un pochettino a sviscerare il mio disagio, o soprattutto il momento e la società che in questo momento... Ma il disagio è personale oppure viene rilevato il disagio della società a cui facevi riferimento? Sicuramente tu, della società, e in questo caso lo pongo a me stesso, perché comunque in qualche modo rappresento un po' un semplice individuo che si trova a vivere immerso in questa società, un po' una sorta di Matrix. Ma da che cosa nasce il disagio che tu in questo pezzo... Il disagio nasce dall'informazione che ci arriva da fuori. Informazione intesa a 360 esatto. gradi, cioè input di qualsiasi tipo. Esatto, qualsiasi tipo. E questo mi ha portato a una sorta quasi di disorientamento. La perdita di tanti valori, o comunque la spettacolarizzazione della tragedia è diventata così ormai una normalizzazione di ciò che accade attorno a noi, la perdita, come dire, anche del senso umano, no? Della vita umana in sé. Ma questo nasce anche da una mancanza di rapporti probabilmente personali, e si affida più a rapporti freddi che hanno l'intermediazione magari di uno strumento, per cui siano rapporti... Questo sì, sicuramente i social hanno creato anche un po' questo distacco molto importante tra quello che è la relazione personale e quello che è la relazione col mondo esterno. E questo mi ha ovviamente portato a scrivere questa canzone, facendo questa sorta di viaggio folle all'interno di immagini e simboli. Folle perché folle? È un viaggio... Perché gioco molto con i simboli. In questa canzone ovviamente cito le manti di blu, la pillola blu, quella di Matrix, come se abbiamo bisogno a volte di scegliere tra una pillola rossa e una pillola blu. Quella blu in realtà ci dice ok, adeguati a questa società, in qualche modo ti accontenti di quello che ti sta attorno e sia assuefatto da ciò che ti sta attorno. Gioco con questi simboli che sono importantissimi, anche quelli religiosi, che hanno perso anche loro stessi di vista il senso. Perso da parte di noi che usufruiamo, che riceviamo questi simboli, chi crede magari in questi simboli, che lo strumentalizziamo. Chiaramente sa benissimo cosa sono, cosa significa, esatto. Chi crede, chi ha una propria identità, a secondo chiaramente poi della propria fede. Ma Estasi e Veleno sono in qualche modo, non dico due facce,
di quello che tu analizzi, però sono due aspetti che mettono in evidenza due profonde analisi che vanno La contraddizione tra l'estasi che noi proviamo nell'accettare ciò che Ma ci sta l'estasi attorno. intesa come piacere o l'estasi intesa invece come assuefazione? Come assuefazione, quindi è una accezione proprio esatto. Come assuefazione, quindi come stordimento. Il veleno è poi in realtà il ritorno alla realtà e quindi ciò che ne rimane. Cioè, quindi praticamente dopo avere gioito per qualche cosa, alla fine poi ci sono le conseguenze. Esatto, no? fondamentalmente sì. E questa tua profonda introspezione, questa tua analisi su quello che è il mondo che ci circonda, sulle informazioni che riceviamo, hanno assorbito anche quello che è la tua esperienza, l'esperienza che nasce anche dai tanti viaggi che tu hai potuto fare, le tue esperienze, diciamo, di vita vissuta, non solo sulla tua terra, nella tua terra, quindi diciamo in Sicilia, a Catania nel caso specifico, ma evidentemente assorbi anche influenze che vengono da altri paesi. C'è un rapporto, c'è un confronto dentro di te tra tutte queste esperienze? Oggi sicuramente viaggiare in senso fisico è più facile rispetto ad epoche passate. Si viaggia anche molto attraverso i social, attraverso le immagini che ci circondano, quindi questo viaggio virtuale fondamentalmente si unisce e collima fortemente con quello che poi fai fisicamente, effettivamente, diciamo nella vita normale di tutti i giorni. Il viaggio per me è qualcosa di molto, come dire, croce e delizia, cioè nel senso mi piace partire per pochissimi giorni ma poi preferisco sempre rientrare. Il richiamo della mia terra è così forte che io poi a un certo punto devo per forza staccare e ritornare alle mie radici. Però è importante anche questo, come dire, questo scambio. Perché attraverso il viaggio hai comunque la possibilità di conoscere altre culture, altre... C'è un confronto. Sì, diciamo. confronti con altre, comunque, con altre specificità dell'essere umano. Prima di salutarci, so che comincia una sorta di tour, ci sono delle tappe, e quindi porterai in giro la tua musica. Abbiamo lavorato tutto l'inverno con i musicisti per creare questo, diciamo, questo progetto live che a luglio, adesso le date entreranno a breve e inizieremo a, come dire, a portare, come dire, a compimento, nel senso finalmente riusciremo a portarlo live e quindi a suonare diciamo, con un pubblico e quindi non essere più virtuali. Cioè, non vedere soltanto un video, ascoltare soltanto passivamente la musica, ma vederla dal vivo. Viverla dal vivo. Grazie allora per essere stato con noi questa mattina Giuseppe Cucè, autore di Estasi e Veleno, arriverà il prossimo 3 luglio, ma ci sarà anche il video e ci sarà anche il tour, quindi diciamo che abbiamo la possibilità di scegliere come fruire di questo nuovo singolo. Grazie ancora. Grazie a voi. Una buona giornata, ci fermiamo, fra poco andiamo in esterna, siamo su Catania con Edoardo Sergi, fra poco ne parliamo a Buongiorno Sicilia. Allora, come annunciato, siamo a Catania adesso, andiamo da Edoardo Sergi, con lui c'è Sergio Parisi, ex assessore allo sport e lavori pubblici a Catania. Parliamo del parcheggio Famà di Viale Sanzio e ne parliamo perché ci sono anche delle polemiche che riguardano questa struttura, questo bel parco anche, non solo parcheggio ma anche bel parco. Cerchiamo di capire il perché ci sono polemiche, cerchiamo di capire se effettivamente sta funzionando per come è stato progettato, ideato proprio da Sergio Parisi, che ha voluto quest'area nuova qui a Catania.
Angelo, insomma, le nostre telecamere possono documentare che questo parcheggio viene utilizzato ogni mattina e l'abbiamo visto soprattutto stamattina con tantissime macchine, 315 i posti auto disponibili, però partire subito con Parisi chiedendole: questo parcheggio è stato realizzato un anno fa, sembra funzionare alla grande, perché abbiamo visto questa mattina tante macchine, ma mi diceva anche ieri soprattutto questo è un parcheggio utilizzatissimo proprio per un po' disincentivare quello che è l'utilizzo dell'auto nel centro della città, nel Corso Italia, insomma ci troviamo nel pieno centro di Catania. Sì, buongiorno. Beh, più che definire parcheggio la definisco un'area funzionale, perché oltre al parcheggio è stato realizzato questo mini parco, è stata realizzata l'area sportiva dietro, quindi un'area funzionale importante che a mio avviso andrebbe replicata in città, in altre aree, ma soprattutto anche per la manutenzione, perché come vedete tutta l'area è perfettamente tenuta, è perfettamente mantenuta, soprattutto appunto dalla MTS, sia nel verde, sia nella pulizia, sia nella parte sportiva, tutto perché si autosostiene proprio con i proventi del parcheggio. Il parcheggio funziona perché naturalmente adesso i cittadini mano a mano lo stanno utilizzando e si sono resi conto di quanto sia importante lasciare qui l'auto e poi andare in centro o con la metropolitana o a piedi o con il bus. Le polemiche sono sempre comunque strumentali, è giusto che ci siano ovviamente per migliorarsi, però ritengo che questa sia forse l'opera più strategica e più importante degli ultimi anni realizzata qui a Catania, proprio per le motivazioni che ho detto prima. Allora, però ricordiamo quella che è la polemica, perché c'è stata un'associazione, una pagina su Facebook che si chiama Lungomare Liberato, che fra l'altro è molto seguita, che ha detto che insomma la domenica questo parcheggio era vuoto, parcheggio che ripeto noi stiamo vedendo oggi che è abbastanza pieno di auto. Quello che accade in questi casi è che appunto probabilmente si crea una polemica ad hoc, perché la domenica è un giorno particolare, molte le persone che parcheggiano la macchina qua probabilmente non lavorano, però la pagina chiede che questa zona possa essere una sorta di parcheggio appunto scambiatore per arrivare al mare con gli autobus che possono partire di qua. Questa può essere una possibilità, effettivamente forse adesso non ci sono autobus che arrivano nella zona mare, probabilmente chiedevano anche questo la pagina del Lungomare Liberato. Dico, poi ci sono anche delle abitudini e io francamente ritengo difficile che i cittadini possano lasciare qui l'auto per andare alla playa, che diciamo, è abbastanza lontana da qua, quindi è ovvio che la domenica questo parcheggio non sarà pieno di auto e sarà difficilissimo, ripeto, che qualcuno possa lasciare qui l'auto e poi andare alla playa. Ripeto, la funzionalità dell'area è legata soprattutto a come si deve servire una parte di città, che è un po' il centro, la parte di Corso Italia, la parte del Tribunale, la parte che arriva sin quasi a Corso Cina, ma certamente mi pare difficile che si possa arrivare sino alla playa. Io ho risposto ai signori di questa pagina in maniera forse un po' piccata, perché io lo rivendico e rivendichiamo questo lavoro. Le cose belle si riescono a fare, soprattutto lo si riescono a fare con il gioco di squadra. Speriamo che a breve altre aree così importanti e così belle si possano realizzare anche vicino alla playa, in maniera tale da poter utilizzare proprio per andare lì a mare. Sono d'accordo, perché poi si crea veramente un caos ogni domenica, ma questo è sempre accaduto andando così a ritroso nel tempo, e certo l'amministrazione si deve assolutamente adoperare per trovare una soluzione anche per questo. Io allora ritornerei su questo modello di gestione virtuoso, perché è un parco bellissimo questo, Angelo, insomma anche per gli amici non catanesi, ci sono tantissimi alberi secolari, la zona sportiva che è veramente iper attrezzata ed è un parco pulito, perché insomma farlo è già difficile, però più che altro noi vediamo a Catania sempre fare le cose si fanno e mantenerle. Assolutamente sì. All'epoca io ho preso contatto con il presidente della MTS, che era Giacomo Bellavia, ma poi devo dire Salvo Vittoria ha finalizzato quell'accordo, perché da un lato l'amministrazione ha realizzato questo parco con fondi extracomunali e quindi poi ha dato alla MTS la possibilità, ecco, di avere anche dei ricavi attraverso il parcheggio e
e naturalmente è stato chiesto all'MTS di investire i ricavi di questo parcheggio appunto nella manutenzione, quindi un processo virtuoso che ha portato a questo risultato, forse è l'aria più bella e più pulita che abbiamo in città, lo voglio anche ricordare. Il pomeriggio questa è un'area presa d'assalto da tanti giovani, anche da persone più anziane che utilizzano sia l'area sportiva ma soprattutto utilizzano qui il verde e il parco, quindi penso che sia stato anche un bel risultato per gli abitanti della zona e, come dicevo prima, certamente va replicata proprio soprattutto nella visione e soprattutto nella gestione. Edoardo, siamo quasi in chiusura, prima di salutare Sergio Parisi, prima faceva riferimento al fatto che la città di Catania di queste esperienze ne avrebbe bisogno anche in altre zone. Immaginiamo in quale altra zona si potrebbe fare un esperimento di questo genere? Beh, anche lì bisogna partire dai progetti, soprattutto quelli con i fondi comunitari, e naturalmente non posso non ricordare il Parco della Repubblica, un parco che sta sorgendo alle spalle di Corso Sicilia, per intenderci, dove c'era il parcheggio del Pino, un'area addirittura più grande rispetto a questa. La ditta, devo dire, sta facendo un ottimo lavoro, anche lì adesso bisognerà capire come effettuare la manutenzione, ma quella sarà un'area, vi assicuro, attenzionata dai cittadini, un polmone verde all'interno della città. Naturalmente ci si sta organizzando con i parcheggi, io parlo al presente, ma io non faccio più l'assessore, ma dall'esterno ovviamente seguo tutto quello che erano le delibere che avevo portato io in giunta, e naturalmente da cittadino seguo tutto quello che è lo sviluppo di questa meravigliosa città che, al di là delle polemiche, comunque va avanti, soprattutto anche per la forza di noi concittadini. Ecco. Grazie. Angelo, Parisi voleva qualche domanda sul Catania, no? Comunque. Va bene, ci fermiamo qui per il momento. Che ci facessi una domanda sul Catania. Sì, speriamo bene che si possa chiudere prima questa telenovela riguardante l'allenatore, quindi speriamo che nelle prossime 24-48 ore si definisca il tutto. Grazie a Sergio Parisi, grazie al nostro Edoardo Sergi, e adesso è il momento di scrutare le stelle. A quest'ora, come sempre, lo facciamo ogni mattina, c'è l'oroscopo, c'è il nostro Marco Amati. Buongiorno Marco, ben trovato ancora. Allora, ieri ci siamo concentrati sulla musica, oggi invece ci concentriamo su quello che è il tormentone estivo, fra virgolette, dei rapporti personali, diciamo a questo punto, tra la nostra premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Insomma, non se le sono mandate a dire, se le sono dette direttamente. Adesso vediamo di tirare le fila, no, di questa discussione. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Ebbene sì, mi è molto piaciuto indagare su questa querelle che si è generata un po' tra Donald e la signora Meloni, e pare proprio per un selfie che Trump accusa la Meloni di aver estorto quasi una fotografia, mentre invece la Meloni si difende a spada tratta da brava Capricorno qual è, dicendo che non è andata affatto così. Dov'è la verità? Un Gianelli è una Capricorno. Sempre uno dice che non l'ha fatto, sicuramente non l'ha fatto. Ecco. Proprio perché i livelli di comunicazione sono talmente diversi e talmente distanti, pare che si perda quell'appannare privilegiato che la signora Meloni aveva ottenuto proprio presso Donald Trump in questi ultimi mesi, anni forse. Sicuramente Capricorno è il segno della strategia, mentre invece il Gemelli è il segno della comunicazione. Ebbene, sicuramente da un punto di vista zodiacale c'è qualche discronia, c'è qualcosa che non va, ma da un punto di vista stellare, le stelle danno alla signora Meloni
Ebbene sì, l'astrologo si pronuncia così. Marco, ti chiedo scusa, io ti Dimmi. devo interrompere. Oggi il collegamento non è assolutamente, diciamo, in linea con quelli che sono gli standard. Costante. Esattamente, abbiamo qualche difficoltà a sentirti. Direi di fermarci qui perché andando avanti potremmo incorrere in altre interruzioni. Allora, grazie in ogni caso per il tuo contributo, ci hai raccontato di questa storia. Ci fermiamo qui e ci ritroviamo domani comunque puntuali, sperando che domani possiamo essere più fluidi nel collegamento. E ci fermiamo anche qui con la trasmissione questa mattina. Grazie a Luca Ciriberti che ha curato per noi la rassegna stampa, grazie alla nostra Desiree Ferlito in redazione, grazie a chi ha lavorato in regia, Roberto Stramondo, ma anche ma anche Graziano Picone, anche ad Alessandro Pantano. Avete visto Sergi in trasferta, oggi in esterna per il collegamento, e grazie anche a Carla Previtera che ha curato come sempre assieme a Edoardo Sergi i testi. Ci fermiamo con Buongiorno Sicilia e torniamo domani mattina puntuali alle 8. Una buona giornata.